L'ex sindaco Firetto ha mandato giorni fa una nota relativamente a un incarico che lei avrebbe affidato sul PRG qualche giorno fa e vuole sapere un po' quale sia stata la procedura utilizzata per questi affidamenti, come sia stato calcolato il compenso e se c'è stata una negoziazione e se sia stata usata una piattaforma telematica. Come risponde a queste richieste, Sindaco? Sì, grazie per la domanda. Io voglio ritornare un po' indietro nel tempo, però voglio ricordare a tutta la città di Agrigento che nel 2012 l'ingegnere Giacobazzi aveva redatto il piano regolatore. Piano regolatore che da allora è rimasto poi fermo nel limbo. Ci sono state anche delle vicissitudini, anche di ordine penale, non voglio entrare nei particolari, però si è arrivato ai giorni d'oggi. Però già in passato, nelle precedenti amministrazioni, potevano portare avanti questo piano regolatore, perché voglio ricordare che già nel 2012 il tecnico che l'aveva redatto aveva quasi previsto la nuova legge regionale proprio sul piano regolatore del 2019 e sembra quasi fatta apposta o fatta almeno su misura sul nostro redatto piano regolatore. Basta soltanto andare avanti, perché le amministrazioni che mi hanno preceduto, ognuna pensava di rifare da capo un piano regolatore. Capite i tempi, perché parliamo del 2012, e capite anche la spesa eccessiva per poter rifare un nuovo piano regolatore. Io cosa ho fatto? Una cosa semplicissima: ho dato un incarico fiduciario a un tecnico esperto in questa materia, ci sta già lavorando. Abbiamo anche dato l'incarico a un altro tecnico per redigere la VAS, la valutazione ambientale strategica, perché è propedeutica per chiudere l'iter progettuale. Penso che a fine 2022 dovremmo avere tutto pronto e finalmente gli agrigentini potranno avere il loro piano regolatore, che da anni nessuno ha pensato di portare avanti, ma soltanto avevano il pensiero di rifarlo nuovo. Ogni amministrazione voleva fare un piano regolatore nuovo.